Padova, come molte altre città, è da sempre alle prese con il problema parcheggi. Un contributo importante lo potrebbe dare la Prandina, l'ex caserma, che verrà ceduta al comune dal demanio in cambio dell'area di Via Anelli dove sorgerà la nuova questura. Con lo smog alle stelle, il comune ha deciso di aprire temporaneamente e gratuitamente l'area al parcheggio, 250 posti auto gratis, per cercare di limitare anche le polemiche. Con la circolazione limitata dai livelli arancio o rosso, infatti, i commercianti sono in fibrillazione. Stiamo perdendo Piazzale Boschetti, ormai credo che sia questione di mesi o non di tanto. Piazza Insurrezione seguirà a ruota. Io mi pongo questi problemi. La Prandina diventa importante e strategico anche in funzione di quello che succederà nei prossimi tempi. Noi dobbiamo avere un sistema di parcheggi tale che risponda alle esigenze non solo nelle giornate tranquille, lunedì, martedì, mercoledì, ma soprattutto nelle giornate di punta. Le giornate di punta, il sabato, la domenica nei periodi invernali. Cioè questo è quello che bisogna. La Prandina, volendo o non volendo, è strategica, è fondamentale. Ci devono essere dei parcheggi idonei. Innanzitutto cominciamo a pensare che bisogna reintegrare quello che perderemo a Boschetti e Piazza Insurrezione. Ne servono almeno un 700 in più. La destinazione ufficiale dell'area Prandina verrà decisa da una consultazione con i padovani. Le associazioni ambientaliste vorrebbero un'area verde, i commercianti però oppongono le loro ragioni. I furgoni attrezzati hanno dei costi importanti per i commercianti. È difficile cambiarli ogni 3-4 anni, 5 anni. Questo è l'altro nodo. Allora, vediamo insieme come si può intervenire con dei contributi idonei però, non il contributo, come dire, dei contributi tali che consentano un ricambio del parco vetture. Bisogna che ci lavoriamo insieme. Un'altra ipotesi sul piatto è che i negozi del centro risarciscano il costo del biglietto ai clienti che arrivano in autobus o in tram, ovviamente oltre una certa cifra di spesa. È una cosa che in qualche modo esiste ed è fattibile, basta solo ragionarci un attimo.